La bandiera del Veneto è giusto sia esposta negli uffici pubblici? No, Perché? perché l'Italia ha una bandiera sola, pur essendo Veneto, Penso di sì, come quella italiana e come quella del comune, cioè per me va esposta. Il capoluogo della Marca è diviso fra favorevoli e contrari al nuovo progetto di legge della Giunta regionale. Siamo andati a vedere se in alcuni edifici pubblici più importanti del capoluogo è esposta la bandiera della regione Veneto. In Piazza dei Signori, sulla facciata della prefettura, sono esposte quella italiana e quella europea. Non vi è traccia di quella con il leone alato. Più in alto, sul pennone della torre civica, sventola lo stemma del comune di Treviso. Nella facciata di Cassugana, sede della municipalità, sono presenti tutte le bandiere, oltre naturalmente a quella del comune. In Piazza della Costituzione le bandiere sono tutte presenti, la bandiera della regione invece manca a pochi metri di distanza nella sede della questura. Lo Stato è Stato italiano, quindi non è che ci sia Repubblica Veneta, è una forma così di passioni antiche, ma negli uffici pubblici del Veneto può anche starci, credo che sia corretto, non vedo perché no. Adesso lo stanno contestando perché ci sono leggi, ma io veramente sono d'accordo perché è la mia patria, cioè è la mia seconda patria. Bel segno di appartenenza al territorio. Si presume che il progetto di legge, già bocciato dalla Corte Costituzionale lo scorso anno, possa trovare qualche ostacolo. I timori indipendentisti, anche se un lontano ricordo, potrebbero riaffiorare creando non pochi imbarazzi. Dove? Negli uffici pubblici? Sì, dappertutto. Perché? Volevamo diventare indipendenti noi anti. Volevamo più a che fare con i romani. Non dare Skype più a nessuno di tenersi noi altri. E che abbiamo già mantenuto tanti. O no?